verità una delle due capolista, perché dopo gli anticipi sono due le formazioni che guidano la classifica, una classifica che si è fatta molto molto interessante, atteso che proprio Zafferana, che è l'avversario di questa sera dell'Ericina, che peraltro inizierà il match andando in battuta, dicevo proprio la Zafferana con il Crotone guidano a quota 38, poi Traina 37 che ha vinto nell'anticipo, quindi Procori 33, Torretta 31. Da ricordare, giova sottolinearlo, che oltre all'Ericina la Zafferana, proprio la Torretta è impegnata già dalle ore 18 nel suo incontro casalingo. E dunque è arrivato il gran giorno, il big match di questa terza gara del girone di ritorno, a fischiare la sfida due ragazze della Toscana, il primo arbitro Alice Falaschi, collaborato da Chiara Provetti. Per quanto riguarda la nostra formazione che inizialmente affronta le etne, la Vujevic, la Camilla Macedo, Sara Logerfo, Francesca Campagna, Tatiana Lombardo, Maria Laura Patti e Eva Di Berti, mentre dall'altro lato seguiamo intanto questo punto e poi completeremo. Va fuori il tentativo della numero 3 Geraldina Aquilotti, che è il libero della formazione etnea. Dicevo, Claudio Mantarro ha schierato Doriana Loiacono, Silvia Bilardi, Emma Sturniolo, Cristina Riferi, Ambra Composio, Alessandra Marino e appunto Geraldina Quigliotti. Colpisce male Silvia Bilardi, regalando concedendo il terzo punto alla Procori Ericina, che va in battuta con la nostra Camilla Macedo. Buona risposta tutto sommato dei curiosi, degli appassionati di pallavolo. Intanto la Vujevic vola a salvare, poi Tatiana Lombardo cerca di piazzare, ma fanno buona guardia le avversarie. Poi il tetto, primo punto per Cosedil Zafferana, a lungo protagonista di questo girone meridionale. Soltanto nell'ultimo turno, infatti, la compagine di coach Mantarro ha subito la prima sconfitta sul campo del Crotone, vale a dire la sua immediata inseguitrice, e adesso è atteso proprio da questa sfida, che sulla carta ovviamente è pure complicata, al Palacardella. Intanto Lea Vujevic porta a casa il quarto punto. Non voglio dimenticare di citare anche Christian Scheid, che è l'assistente di Claudio Mantarro, mentre Luigi Allegra, come ben noto, è collaborato da Santo Vassallo. E poi mi sembra sempre doveroso, opportuno e quasi obbligatorio ricordare i nostri dirigenti, Pippi Pellegrino, Rino Fontana, e stasera c'è anche il medico Massimo Catania, tutti coinvolti in questa splendida avventura, perché tale comunque si sta rivelando la prima partecipazione al campionato nazionale Serie B2 della Polisportiva Ericina. Terzo punto intanto per le ospiti, che riducono il margine, e va in battuta la numero 18 Alessandra Marino. Mi sembra quasi scontato sottolineare come al termine dei posticipi, diciamo, domenicali, la classifica, almeno per quanto riguarda le prime posizioni, assumerà un aspetto ancora più marcato sia da un punto di vista che dall'altro. Noi ovviamente confidiamo che la classifica sia ancora più corta. Porta a casa il quarto punto la Bilardi, 4 per chi adesso è in battuta, 5 per chi deve rispondere. Nel frattempo Francesca Campagna ha rilevato Camilla Macedo, per il resto
il sesto è quello iniziale. La Di Bert per Tatiana Lombardo, la nostra pantera indomabile, un esempio, una grande trascinatrice. E vabbè, ma d'altronde a questo livello bisogna avere qualità tecnica ma anche grande determinazione, e dobbiamo dire che spesso Tatiana Lombardo, Maria Laura Patti, la Vujevic non fanno certamente difetto di questo, e alla fine riusciamo, anche se un po' in maniera sporca, a portare a casa il settimo punto. È stata Camilla che nel frattempo è rientrata al suo posto per farle posto Sara Logerfo, il nostro libero. In battuta adesso Francesca Campagna. Una domenica agonistica, o un fine settimana agonistico che era iniziato bene con l'ennesimo successo dell'handball Erice. Invasione credo. Non è colpa del primo arbitro, ma certe volte ostacola la nostra visione, e neanche le possiamo dire di togliersi, ci mancherebbe altro. Era solo una battuta. Dicevo, un fine settimana che era iniziato con il netto successo dell'handball Erice, poi in tarda mattinata la brutta sconfitta, brava ancora Camilla, intanto c'è la netta sconfitta della Pallacanestro Trapani al cospetto di Cremona, mentre nel pomeriggio dal calcio è arrivato un successo in quel di Lamezia, peraltro non era mai accaduto negli anni passati, quindi per la prima volta il Trapani di Marco La Rosa è riuscito a vincere sul campo lametino e a inserirsi nei playoff. Brava, peccato, ma era stata brava Maria Laura Patti a salvare. Ma torniamo ad occuparci di pallavolo, perché come abbiamo fatto nelle ultime settimane ed è stato un bel dire e scrivere, avevamo registrato le contemporanee vittorie di calcio, basket. Ancora Camila, credo che sia il quinto punto della nostra atleta, 10-5. Questa settimana non è stato così, però gradiremo anche un 3/4, non ci dispiacerebbe. Eva Di Bert, il suo turno di battuta, un po' in difficoltà, la ricezione è Tenea, e poi l'attacco di Tatiana. Ancora Tatiana Lombardo, riproponiamo, e sì, 11° punto, buon inizio delle nostre ragazze. E devo aggiungere che è presente mentre c'è il time out, una bella rappresentanza proprio dell'handball, che ha accettato di buon grado l'invito che la nostra team manager ha presentato. Probabilmente bisognerebbe insistere su questo tipo di collaborazioni. Coach Mantarro ha chiesto il primo time out, per cercare di frenare la dirompente ascesa dell'avversario. 11-5, un buon inizio, siamo solo al primo set ovviamente, partita che richiede grande determinazione e concentrazione, ma come abbiamo avuto modo di vedere anche nella precedente partita contro Crotone, le nostre ragazze, quando sono chiamate ad offrire prestazioni di gran livello, non si tirano indietro. Concediamo intanto il 6° punto a Zafferana, che va in battuta con la numero 2 Doriana Loiacono. Fuori, e il secondo errore in battuta dell'Etnè, non di molto, ma in effetti era fuori. Tatiana Lombardo. Bello l'intervento della Vujevic,
e questo scambio dà l'idea del perché le due squadre occupano la prima e la quarta posizione. Tra i risultati del fine settimana da aggiungere l'ennesima sconfitta della Sigel Marsala in A2. Ricordiamo che la compagine cara al presidente Massimo Alloro è la massima espressione proprio a livello provinciale di questa disciplina. Errore di ricezione subito sfruttato da Zafferana, che riduce il margine di svantaggio 8-12 adesso. Ambra Composio è il suo turno di battuta. Lajavujevic, Eva Di Bert, non chiudiamo, e poi c'è l'errore di Alessandra Marino, che concede alla Procori Ericina il 13° punto, più 5 in questo momento in battuta Camilla Macedo. Tapin non riesce, e poi il Muro che si oppone splendidamente, regalandoci il 14° punto. Torniamo a più 6. Comunque la sfida sta confermando proprio le aspettative della vigilia. Una buona pallavolo certamente e tanta determinazione da tutte le ragazze che sono sul parquet del Pala Cardella. Un po' esagerata la conclusione di Federica Moltisanti. C'era la potenza, non la precisione. 15 Procori, 8 Cosedil Zafferana. Salva Lavujevic, e poi l'attacco di Maria Laura che porta a casa l'ennesimo punto, il 16°. E nuovo time out chiesto da coach Mantarro. Si torna in campo con turno di battuta ancora nelle mani di Camilla Macedo, nostra numero 16. Devo dire che a parte c'è più di qualche persona in più, c'è anche una bella partecipazione, perché in effetti la gara quasi lo esige, perché si sta giocando una buona pallavolo. Eva Di Bert per Lavujevic, non c'è tocco secondo il primo arbitro. Finisce la serie positiva di Camilla, in battuta la numero 11 Cristina Riferi. Ancora fuori, credo non di molto, ma è fuori. È la seconda battuta che finisce fuori, questa volta davvero non c'è il VAR, sia chiaro, che sta snaturando o ha snaturato il gioco del calcio, ma certamente era fuori e infatti non c'è stata nessuna protesta. Brava Sara Logerfo, Maria Laura non può forzare, ma torniamo ad attaccare ancora a Muro, e alla fine
hanno ragione le nostre avversarie brave. 3 tentativi di peccato che erano le nostre ragazze un po' distanti dalla rete. 17-10 comunque a favore della compagine di casa. Ancora Maria Laura Patti alla ricezione, poi brava Lea, brava Lea, 18° punto. La stessa Vujevic in battuta. Stacca in anticipo Lea, sbaglia lo smash o la schiacciata, fate voi. Silvia Bilardi. Anche quelle brave sbagliano, succede di rado ma accade. 18-12. Probabilmente è stato un momento di incertezza nel come eseguire il punto e alla fine 12-18. E la tensione gioca a brutti scherzi anche dall'altra parte. Questa volta l'errore è stato commesso da Doriana Loiacono. La posta in palio è importante, diciamolo francamente, perché Zafferana chiede alla partita di tornare ad isolarsi, dall'altra parte invece la Procori chiede di accorciare ulteriormente le distanze. Il già ottimo quarto posto si può migliorare e crediamo che lì toccato la linea, dicevo la possibilità di accorciare. Ribadisco l'attuale situazione di classifica con però Procori e Torretta in campo, Zafferana Crotone 38, Traina 37, Caltanissetta, Procori 33, Torretta 31, quindi una situazione che dà chiara l'idea di quello che è il campionato. Peraltro è molto interessante, molto accattivante, tutto da seguire e sarà un girone di ritorno molto appassionante. Accorcia un pochino le distanze Zafferana, 19-14, a favore della Procori, che si è concesso un attimo di pausa. Un paio di errori che hanno ridotto il gap, ma restano 4 le lunghezze da difendere, ma opportunamente Coace Allegra chiama il primo time out. Giova sottolineare come Zafferana non per caso ha vinto 14 delle 15 partite disputate. Ripeto, soltanto nell'ultimo turno a Crotone ha subito la prima sconfitta dopo una serie di 14 successi consecutivi. Torna Camilla Macedo e torna la Procori a conquistare punti, 20 adesso a 15 in battuta Eva Di Berti. L'attacco limitato dal muro e poi Tatiana, ancora Sara Logelfo, non può forzare Lea e allora l'attacco è ancora della formazione ospite, un pizzico di aiutino della Dea Bendata
consente loro di portare a casa il 16° punto. E in battuta torna Doriana Loiacono. Proseguono ovviamente le rotazioni man mano che il gioco va avanti. Tatiana, c'è la deviazione e quindi il punto è ancora della Zafferana. 3 punti da amministrare, serve prontamente il cambio palla. Ancora un attacco delle nostre avversarie, vano il volo di Lea Vujevic. 20 Procori, 18 Zafferana. Ancora un attacco nostro e ancora Camilla che respinge l'assalto delle avversarie. Più 3 Tatiana Lombardo in battuta. È il momento di restare concentrati. Bella la battuta, lava Tatiana, gran salvataggio, e poi Lea Vujevic che non chiude perché il muro ha limitato la sua bordata e Zafferana si porta a 2 sole lunghezze di svantaggio, 19-21. Tentativo di protestare, ma alla fine tutti concordi. Il punto è a favore di Cosetil Zafferana, che ha l'opportunità di ristabilire la parità, peraltro dopo essere stata a lungo non facciamoci prendere dalla frenesia, ragazzi. Diciamo che il vento per adesso è a favore della... Ancora un attacco e non chiudiamo nemmeno questo. Attenzione all'attacco. No, è fuori. 21 pari, incredibile ma vero. La rincorsa posta in essere da Zafferana ha dato frutti. Adesso ovviamente serve uno sforzo proprio mentale per non lasciarsi sfuggire l'opportunità. 21 pari. La battuta ancora della Loiacono. E c'è il sorpasso. Diciamo che per la prima volta nel corso del primo set siamo sotto in maniera davvero incredibile. Time out.
potremmo dire che questo è il bello della pallavolo, ma non è una situazione isolata, diciamo anche altri sport raccontano simili situazioni, formazioni largamente in vantaggio e poi magari sono rimonte abbastanza anche clamorose. Diciamo che sta sfuggendo un po' la situazione, adesso siamo 2 punti sotto, 21-23. Dai ragazze, non mollate. E fuori anche questo tentativo di Maria Laura Patti e Zafferana a 3 set point. Proprio una striscia incredibilmente negativa. Proviamo un attacco per allungare il gioco, non ci riusciamo, adesso c'è l'attacco che va a segno, 25-21. Complimenti comunque alla formazione etnea che ci ha sempre creduto e porta a casa il primo parziale in poco meno di 20 minuti. Peccato perché le nostre ragazze sembravano proprio pienamente in possesso del primo parziale, poi si è spenta la luce e comunque siamo soltanto al primo set. Adesso la pausa per il cambio campo. Ritornano in campo le due compagini, si riparte dal punteggio con il quale si è chiuso il primo set, 25-21, proprio un blackout da parte delle nostre ragazze che non sono più riuscite a raddrizzare la situazione. Peccato, dopo aver condotto lungamente anche, devo dire, il primo set, c'è stato proprio come se qualcuno avesse spento l'interruttore. Ma siamo soltanto al primo set, adesso inizia il secondo con alla battuta Tatiana Lombardo. In campo per le nostre ragazze sono Sara Logerfo, Eva Di Berte, Maria Laura Patti, Camilla Macedo e Lea Vujevic. In panchina Teresa Campagna, Carola Lombardo, Giorgia Fontana, Aurora Smeraldo e Chiaravella. Primo punto del secondo set, l'attacco e il muro può fare ben poco. Ovviamente adesso c'è da capire come reagiranno le nostre ragazze, mentre dall'altra parte chiaro che un successo seppur parziale colto in questa maniera probabilmente ha galvanizzato la capolista, che comunque dico, non scopriamo l'acqua calda, ha dimostrato il perché occupi la prima posizione ed è giusto come sempre dare merito alle avversarie, pur se riconosciamo che c'è stato un calo proprio di rendimento delle nostre pur brave atlete. Camilla Macedo riproponiamo il nostro attacco. Forse invasione, le stesse ragazze chiedono lumi al primo arbitro, segnalato peraltro l'eventuale infrazione dal secondo arbitro, che ne approfitto per ricordare ha una visione ben diversa rispetto alla nostra.
il pallonetto fuori, è fuori il tentativo ospite. Volevo ricordare i due arbitri, il primo Alice Falaschi di Pisa, Chiara Provetti di Pistoia. Brava Tatiana, buon sabotaggio. Allora ancora un'infrazione, assolutamente concentrata e attenta il secondo arbitro, che giusto, in maniera molto pacata va a spiegare cosa è successo. Cambio intanto, esce la numero 2 Lorena Loiacono, al suo posto Alessandra Marino. Camilla Macedo, punteggio di 4-1 nel secondo parziale. Si ostacolano Eva Di Berta e Tatiana Lombardo. Secondo punto per la compagine ospite. In questo momento va sul campo la numero 11 Cristina Riferi, che è pure in battuta, la numero 9 Federica Moltisanti, poi la numero 7 Emma Sturniolo. Seguiamo, e lei porta a casa anche il quinto punto. Dicevo, la numero 18 Alessandra Marino, se l'avevo detto, la numero 5 Silvia Bilardi e la numero 3 Geraldina Quilotti, tra l'altro facilmente riconoscibile perché è il libero. Dall'altra parte il nostro libero è Sara Logelfo. Sorprende la nostra difesa, la Sturniolo. Terzo punto. A stato attuale diciamo che ci sembrano più in partita le ragazze etnee. Colpisce male Lea Vujevic, quarto punto per Zafferana. Alla fine, con qualche sofferenza, portiamo a casa il sesto punto. Lea Vujevic, è il suo turno di battuta, punteggio 6-4, 2 punti e pizzico di aiutino ci voleva. Diciamo che in queste situazioni o in certi frangenti di qualsiasi partita, con un piccolo supporto della dependata non dispiace affatto. Buono il muro, buono anche il nostro contrattacco. Brava Eva che va a recuperare, e poi è fuori, ampiamente fuori. Un bello scambio ancora una volta. Sicuramente la partita è di un buon livello. Entrambe le due avversarie stanno dimostrando, stanno sottolineando che non è per caso. Brava Lea, porta a casa anche il nono punto direttamente su battuta. Dicevo, entrambe le squadre stanno dimostrando di meritare le rispettive posizioni. E c'è da credere che queste 5-6 squadre che in questo momento occupano le prime posizioni se la giocheranno fino alla fine, quindi è davvero un campionato da seguire con molto interesse. Non lo diciamo perché facciamo parte del progetto Ericina, ma proprio perché il livello è più che buono.
time out chiesto da Claudio Mantarro. Si ricomincia dal punteggio di 10 vicino a 4 Zafferana. Lea Vujevic, ancora il suo turno di battuta. Battuta, la schiacciata centrale, non concede scampo. Silvia Bilardi in battuta per la Zafferana Cosedil. Non c'è stato tocco purtroppo per noi, non ce ne vogliono i supporter settenei. Sesto punto per le ospiti. Si oppone più che validamente il muro delle nostre avversarie. Tentiamo di nuovo. Anche dall'altra parte comunque si fa buona guardia. Ancora la Tatiana Lombardo, il muro preso credo la linea. Toccato la linea, quindi punto per la compagine adesso in battuta. 6-10. Si gioca a volte anche proprio sui centimetri, questo comunque a riprova dell'equilibrio che c'è. In questo momento non riusciamo a chiudere i nostri attacchi, e invece gira tutto a favore della Zafferana, che porta a casa anche l'ottavo punto. 4 punti recuperati, ci mancano le conclusioni sotto rete, bisogna trovare le contromisure. Brava Eva che sorprende le avversarie. Adesso ovviamente ogni punto è fondamentale. Torna in campo Camilla Macedo, rifiata Sara Logerfo, in battuta Francesca Campagna. Questa volta è fuori e ci voleva. Ripeto, non me ne vogliano gli appassionati di pallavolo che magari ci seguono da Catania o comunque che seguono la prestazione della compagine Zafferana, ma giochiamo a casa, quindi pizzico di fortuna, ecco quello che dicevo, a volte ci vuole. Ha colpito malissimo la numero 16 Ambra Composio, ma la rete le ha dato una mano. 9-12. Fuori. Addirittura tutte a protestare le ragazze
di Zafferana chiedevano il tocco probabilmente, ma il primo arbitro non è dello stesso avviso e quindi il punto dovrebbe essere della Procori. Poi quello che avrà detto il primo arbitro non lo sapremo mai, siamo troppo distanti. Portiamo di nuovo a 4 i punti di margine, 13-9. Controllo delle posizioni sul parquet. Eva Di Berti aspetta di poter rimettere in gioco. Ok, tutto va bene, quindi pronti alla ripresa delle, fra virgolette, ostilità, perché di questi tempi non sarebbe neanche opportuno citare questo sostantivo, visto quello che accade in tutto il mondo. Maria Laura Patti, riusciamo a salvare il punto. Adesso l'attacco, ancora Eva Di Berti, Sara Lo Gerfo, Tatiana, e allora l'attacco è delle nostre avversarie. Brava Maria Laura, Tatiana, brava, bellissimo scambio e bel punto. La partita è avvincente, sta confermando quello che ci aspettavamo, quindi. (14-9). Fondamentale il salvataggio di Maria Laura Patti. Chiede troppo la Marino questa volta, sbaglia e di parecchio, concedendo il 15° punto alla formazione di casa. Ancora Eva Di Berti, che straordinario il salvataggio della Vujevic. Ancora le nostre ragazze in difesa. Adesso Tatiana non può forzare e poi trova il pertugio giusto, ma anche questo è un bello scambio. 10-15 e adesso si lotta davvero su ogni pallone. Turno di battuta per Federica Moltisanti, numero 9 della capolista. Buonbernoi sbaglia, primo errore credo del secondo parziale. Nel primo Zafferana aveva commesso certamente 2, Procori credo 1. Ed è il turno di Tatiana Lombardo. Chi la fa l'aspetti, questa volta la rete aiuta l'Ericina, consentendolo di portare a casa il punto numero 17 e coach Mantarro chiama tutti a raccolta per il time out. Si riprende con la battuta di Tatiana Lombardo, 17 per l'Ericina, 10 per Zafferana. Brava Tatiana, ancora lei. E poi finalmente bombarda Lea Vujevic, portando a casa il punto numero 18. Diciamo che questa sera Tatiana Lombardo si sta distinguendo in maniera particolare rispetto a tutte le altre compagne, pur se parliamo sempre di prestazioni positive, perché a parte come è finito, come si è concluso il primo set, ma nulla toglie a quello che
comunque hanno fatto le nostre ragazze, sia ben chiaro e a scanso di equivoci. Ancora Tatiana, ancora il nostro attacco, Maria Laura non può forzare, in 3 addirittura, e il muro non è fortunato, concediamo l'11° punto alle nostre avversarie, degne avversarie devo dire, davvero una gran bella squadra. Di quelle viste finora credo che questa sia la migliore, perché probabilmente perché contro il Crotone le nostre ragazze hanno evidenziato, diciamo, o hanno posto in essere una prestazione spettacolare, ma certamente Zafferana mi sembra superiore. Poi ogni partita naturalmente ha una sua storia, perché diciamo che fino al 18-14 del primo set, brava Maria Laura, dicevo fino al anche 20-15 del primo set le nostre ragazze avevano retto benissimo il confronto. Poi c'è stato quel blackout che capita nello sport, è inutile sorprendersi, poi è facile stando seduti di parlare, ma in campo è un'altra cosa. Brava intanto anche la numero 5 Silvia Bilardi, che porta a casa il punto numero 12. Riferi in battuta, sbaglia credo il tempo del salto, 20° punto a nostro favore, 20-12 in battuta Maria Laura Patti. Ancora, vai Lea, 21 adesso 12. Legge ha cercato di sorprendere l'avversario, la palla è finita però ben oltre la linea che delimita il terreno di gioco. 21-13, anzi se preferite 13 per chi batte, 21 per chi risponde, e tocca alla numero 18 Alessandra Marino. C'è il tocco della rete da parte di Lea, credo, no, della Eva Di Berti, sì. Lo ha ammesso il nostro numero 88, o forse invasione, perché proprio non per ripeterci, ma l'arbitro è messo proprio in quella posizione che quindi non ci consente di avere una visione totale. Non chiudiamo, e allora l'attacco, fa buona guardia Maria Laura, attenzione, brava Eva, brava Lea Vujevic, 3 punti, uno più importanti dell'altro, brava Lea. C'è bisogno ovviamente di tutte, ma Lea è nostra bocca di fuoco, le sue conclusioni possono essere devastanti. Salviamo anche questo, peccato, sbaglia la Marino, 23° punto, e d'altronde è così, la partita penso che si svilupperà su questi binari, cioè chi sbaglia di meno probabilmente avrà la meglio, e adesso si leva alto il grido Ericina, Ericina. Il pubblico si rende conto che è un momento importante, addirittura fondamentale. Sbaglia ancora la Multisanti, 24-14. Non c'è dubbio che c'è stata la reazione da parte delle nostre ragazze, c'è stato anche probabilmente un calo delle nostre avversarie, per onestà intellettuale dobbiamo dirlo, ma credo che sia del tutto naturale. Ancora una battuta che mette in difficoltà, e poi ancora la Multisanti ci concede il 25-14, parità dunque al Pala Cardella, un set per parte, e si
si prosegue ovviamente. Credo che le nostre ragazze meritassero di portare a casa questo secondo parziale. Meno di un'ora di gioco, adesso pausa, anche noi ne approfittiamo per rifiatare. Tutto pronto al Palacardella, si riparte terzo set di una interessantissima e coinvolgente sfida tra Procori Ericina e Cosetil Zafferana. La battuta nelle mani della nostra della formazione ospite, che ricordo attuale cocapolista con Crotone, ma naturalmente Crotone ha già giocato, quindi bisogna aspettare l'esito di questo match. E iniziamo bene con il primo punto che portiamo a casa. Ancora Lea questa sera in grande condizione, una tigre, una leonessa, fate voi. La risposta bella anche questa della Bilardi, così come ho avuto modo di fare in occasione della precedente sfida casalinga contro Crotone. Chiaro che non mi stancherò mai di elogiare anche le nostre avversarie per il rispetto che bisogna portare sempre, e poi perché lo sport vive di questo. Chiaramente racconto il percorso, il viaggio, l'avventura della Procori per rifiatare, ma vogliamo vedere la partita perché lo merita. Ecco, poi mette d'accordo tutti la numero 11 Cristina Riveri, che effettua una battuta, ha colpito male, ecco, diciamo francamente. Dai, non c'è problema, succedono, sono cose che capitano a chiunque. Ci pensa la Bilardi per portare tutto in parità. Il turno di Alessandra Marino. La ricezione di Maria Laura Patti, poi brava Sara, poi anche la Di Bert. E questa volta però nessun dubbio, infrazione, credo invasione, sì, la stessa Silvia Bilardi lo ha ammesso. 3-2. In questo momento abbiamo Camilla Macedo in panchina, in campo Sara Logerfo, Francesca Campagna, che dove Eva Di Bert, Tatiana Lombardo, inamovibile, Lea Vujevic, ma brava Maria Laura. Finisce contro la seta arbitrale Tatiana Lombardo. 3 pari, inizio di terzo set equilibrato, non lo sono stati i primi due, addirittura 25-14 il secondo a favore delle nostre ragazze, che con rabbia, con grande spirito di reazione hanno prontamente pareggiato le sorti di un match che comunque le ha viste protagoniste in entrambi i parziali. Questo devo sottolinearlo. Questo è l'errore di Lea Vujevic. 4-3. La Bilardi in battuta, 4 per Zafferana, 3 per la Procori. Eva Di Bert, il muro beffa la nostra Francesca Campagna.
Ancora la numero 5 Etnea in battuta. Fuori e anche di parecchio. Francesca Campagna in battuta, l'attacco, brava Francesca, ancora lei, Lea, staccato troppo distante, facile per il muro mettere il pallone a terra, rientra Sara Logerfo, adesso è anche Camilla Macedo, c'è bisogno di una presenza sotto rete. Va fuori il lungolinea di Tatiana Lombardo. Stornaiolo in battuta, la numero 7 di Zafferana, mi sembra abbastanza giovanissima. Non si intendono Maria Laura e Eva, regalato l'8° punto alle nostre avversarie, ma calma e gesso, la partita è lunga. Insidiosa la battuta, non gira bene per in questa fase della partita. Il muro non riesce a trovare il parquet e coach Allegra chiama giustamente il time out. Punteggio di 9-4 per Zafferana. Punti di vantaggio dunque nel terzo set a favore della formazione ospite, che sta sfruttando, come ha fatto naturalmente Vericina a sua volta in precedenza, il calo, peraltro credo anche naturale, di prestazioni in rapporto punto, per essere chiari, perché non c'è nulla nessun appunto da muovere alle nostre ragazze, assolutamente. Ancora una schiacciata ampiamente fuori, ci consente di recuperare palla, portare a casa il 5° punto. In battuta Eva Di Bert. Ci riproponiamo. Terzo tentativo, la nostra bionda per eccellenza porta a casa il punto. Ancora la Di Bert e anche la panchina della Procori esorta le proprie ragazze a non demordere, la sfida è ancora lunga. 10-6, il lungolinea non concede scampo. Doriana Loiacono, è il suo turno di battuta.
15° punto. Diciamo che c'è in essere la controreazione da parte della capolista, ma non può essere che altrimenti, dico. Sono qualità tecniche, caratteriali, non di secondo piano. Al pari delle nostre atlete, un bel gruppo, quello che costituisce l'organico di Coach Mantarro. Sì, vai Tatiana, punto importante, abbiamo recuperato 2 lunghezze, non bisogna lasciare andare troppo un avversario di qualità. Ancora Tatiana. Ancora un attacco. E brave! Brava Camilla, brava! Brava Maria Laura che anche con la testa ha salvato il pallone. E poi, e infatti bello il quadretto. Eva Di Berte che sottolinea quanto stavo dicendo. Ancora Tatiana. Non è fortunata questa volta Camilla, il suo tocco mette fuori causa Sara Lo Gerfo. Ambra Composio in battuta, 12 Zafferana, 9 Ericina. Peccato, peccato, è fuori il lungolinea di Lea Vujevic e non c'è stato neanche il tocco del muro. Più 4 o meno 4 a seconda della visuale. Questa volta invece trova ampiamente il campo. Camilla, è il suo turno. Peccato, peccato, si ostacolano Maria Laura e Francesca Campagna. È peccato davvero, una ghiotta occasione per accorciare ulteriormente le distanze. Questo terzo set sta facendo la differenza proprio quasi il centimetro. Pallone di poco fuori, il muro che devia a seconda, insomma, d'altronde il filo dell'equilibrio è sottile, quindi basta davvero poco. Di sicuro si continua a lottare su ogni pallone. È ancora giocabile la sfera, può solo appoggiare ovviamente Lea. Ancora un attacco che purtroppo mi perdoneranno gli amici di Zafferana, va in porto per il più 5 a favore delle nostre avversarie. 15-10, ma ancora uno scambio lungo che non siamo riusciti a chiudere e alla fine abbiamo pagato dazio. Devo rettificare il cognome di Ambra, si chiama Composto, purtroppo il nome è scritto a penna, mi è stato scritto non in maniera
Esatto, quindi chiedo venia alla brava Ambra e ringrazio la segnalazione, d'altronde siamo qua per questo. Maria Laura Patti in battuta, punteggio 11 Ericina, 15 Zafferana. Ancora Maria Laura, ancora Maria Laura, ma alla fine deve arrendersi, brava lo stesso. Più 5 ancora Zafferana. Ancora Lea, battuta schiacciata possente, che è il libero ospite Quiliotti, Geraldina Quiliotti. Ha cercato invano di disinnescare, la palla ha colpito il tetto e quindi questo scambio si commenta da solo. Riusciamo a salvare la palla ma non a chiudere il punto. Anche in questa occasione un pizzico di cattiva sorte con tanti rimpianti, ma è così. 17-12. E ci pensa Eva Di Berta a portare a casa un preziosissimo punto, sorprendendo le avversarie. Sono 4 i punti da recuperare. Adesso coach Allegra manda in campo Aurora Smeraldo in luogo di Francesca Campagna per farle effettuare la battuta. Ricordiamo che in panchina trovano spazio anche Giorgia Fontana, Carola Compagno e la giovanissima Chiara Cardella. La Cardella che lo scorso 8 febbraio, bontà sua, ha festeggiato i suoi meravigliosi 16 anni, la più piccola di casa Ericina. Consultazione al tavolo mentre Emma Strugnolo è pronta ad effettuare il suo turno di battuta. Ci voleva l'aiutino della rete. Dimostrazione di quanto le nostre atlete siano concentrate. Spesso si fa la corsa e chi arriva prima sul pallone rischiando anche di scontrarsi, ma questo la dice lunga su come è stato preparato il match e su come le nostre atlete lo stiano affrontando. Poi ovviamente il campo dice altro, in questo momento siamo sotto nel terzo set. Lo Iacono in battuta, il nostro attacco, torna a fare punti Camilla Macedo, diciamo che un po' ci sono mancate le sue conclusioni sotto rete. Tatiana è il suo turno.
20° punto per Zafferana. 20-15, terzo parziale, lo ricordo per coloro che si ponessero in visione l'ascolto soltanto adesso. Pala Cardella ospita il big match della terza giornata del girone di ritorno di Serie B2 femminile girone M tra Ericina e Zafferana. Incredibile salvataggio delle nostre avversarie che poi per poco non chiudevano. Ancora un attacco anche le nostre si distinguono per questo incredibile salvataggio e alla fine Camilla porta a casa il 16° punto. Preziosissimo, che scambio ragazzi, due incredibili salvataggi, prima da parte ospite e poi da parte delle nostre. Credo sia stata Francesca Campagna a salvare quel pallone togliendolo dal terreno di gioco. Questo è bello, bel punto della Riferi. Numero 11 Etnea ha trovato lo spazio per portare a casa il punto numero 21. 21-16, restano 5 i punti da recuperare. Non c'è il tocco. E coach Allegra chiama il time out. Sei punti da gestire per la Zafferana, 6 da recuperare per la Procori e questa è la situazione del terzo set. Ricordo che proprio la formazione Etnea ha vinto il primo dopo un lungo inseguimento 25-21, mentre le nostre ragazze hanno dominato il secondo chiuso 25-14. Splendida difesa delle nostre avversarie. Ancora riescono a recuperare il pallone. E allora riproponiamoci. L'attacco è Francesca Campagna. Trova lo spazio per portare a casa il 17° punto. Situazione chiaramente abbastanza complicata. Adesso rifiata Maria Laura Patti, in campo Carola Compagno, altra giovane atleta del nostro roster. Prossimo 6 marzo saranno 18 anni, quindi è davvero una giovane atleta. Con difficoltà, ma portiamo a casa anche il punto numero 18. Ancora Carola. Brava Sara Lo Gerfo, salva un pallone importantissimo e ancora Lea, tutta la sua forza, piega le mani del muro
è Tenneo e questa volta è coach Mantarro a chiedere il time out. Ringraziamo un'altra cortese ascoltatrice, in effetti Geraldina si chiama Quiligotti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, chiediamo venia ovviamente alla ragazza, al libero della Zafferana, Quiligotti. Riprende intanto il gioco con la battuta di Carola Compagna, 19-22. Fasi importantissime del terzo set ma anche della partita. Purtroppo Tatiana non riesce ad opporsi. 23esimo punto, conquistato dalle ragazze di coach Mantarro. In battuta proprio la formazione di Zafferana, la numero 18 per essere precisi. L'imperfetta ricezione consente a Zafferana di avere 5 set point e portarsi sul 2-1. E l'attacco che va dentro e dunque 2-7-1 a favore di Zafferana, 25-19. Non è riuscita la rimonta delle nostre ragazze, che hanno cercato di rimanere in partita fino alla fine. Morale della favola, dopo oltre quasi un'ora e mezzo di gioco fra soste e via discorrendo, siamo sotto di un set e il quarto si annuncia particolarmente interessante, perché ci aspettiamo una nuova reazione da parte delle nostre atlete. Vedremo, intanto pausa anche per noi. Torniamo in diretta a raccontarvi questa sfida interessantissima tra Procori Ricina e Zafferana Cosedil, big match della terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B2 femminile girone M, punteggio di parziale ovviamente di 2-7-1 a favore delle ospiti della capolista del girone M, e si ricomincia con in battuta Eva Di Berti. Primo punto conquistato dalla compagine ospite. In battuta adesso il turno di Ambra Composto. Anche il secondo punto è a favore di Zafferana.
stessa Ambra ovviamente resta imbattuta. Questa volta il Muro si oppone più che validamente e portiamo a casa il primo punto del quarto set. Torna in panchina Ambra composto, rientra il libero Geraldina Quiligotti. Turno di battuta per Tatiana Lombardo. Riusciamo a salvare il punto, un nuovo attacco, ancora il nostro salvataggio con Sara Lo Gerfo e poi il Muro per il 3-1. Diciamo che l'intervento di Tatiana meritava ben altro esito, ma è così. 4-1, partono forte le ragazze di Zafferana. Ovviamente sono giustamente galvanizzate. Le nostre invece devono ritrovare un po' il bandolo della matassa. Diciamo che in questo momento tutto va bene a Zafferana, tutto va male alle nostre atlete, ma sono fasi della partita, sono fasi di un match comunque equilibrato. E coach Allegra chiama il time out. Fondamentale il cambio palla per evitare che gli avversari prendano il largo. Meno male che il pallone di Silvia Bilardi finisce fuori. 2-5, battuta Camilla Macedo. Rifiata Sara Lo Gerfo, in campo Francesca Campagna. Non ci voleva questo errore in battuta. Naturalmente rientra Sara Lo Gerfo, va in panchina Camilla Macedo. Terzo punto conquistato da Maria Laura Patti. La stessa Patti in battuta. Colpisce al volto Tatiana Lombardo il pallone. L'avversaria sportivamente chiede scusa. Tatiana ha fatto cenno, tutto ok. In questi casi c'è davvero poco da fare. 7-3 intanto.
che diventa 8-3 perché Francesca Campagna non riesce a far cadere il pallone sul terreno di gioco. Tamponiamo con questo punto conquistato da Lea Vujevic, che peraltro va pure in battuta. Anche Lea sbaglia la sua battuta. Diciamo non è il momento migliore per commettere questi errori e concedere punti gratuiti all'avversario. Peraltro è molto concentrato e determinato perché probabilmente inizia a vedere il traguardo e sarebbe uno scoglio importantissimo da superare per la capolista. Francesca Campagna è su turno di battuta, punteggio di 5-9. Questa azione diciamo che è la fotosintesi di quello che sta accadendo nel match, nel senso che gira tutto storto per la nostra squadra e gira tutto bene per la capolista, che di per sé non ha bisogno, perché ha dimostrato le sue qualità, il suo potenziale e soprattutto, lo ripeto, di meritare la leadership del girone M, nonostante l'errore in battuta della numero 2 Lo Iacono. Sono già 3 gli errori commessi dalle due squadre. Bello questo punto di Cristina Riveri. Rolaccio di Camilla Macedo dopo un combattutissimo punto. 12 Zafferana, 6 Ricina. Questa volta Camilla va a segno, ha pescato la retroguardia, diciamo, ospite troppo avanti e ha depositato il pallone laddove nessuno poteva arrivare. 7° punto, ma sono 5 le lunghezze da recuperare e non si annuncia un compito agevole. In ragione del fatto che l'avversario, ripeto, è la prima della classe. Si lotta davvero in maniera accanita su ogni pallone.
da ambo le parti. Il muro, e poi il nuovo attacco che va a segno. Per il 3-17 a favore di Zafferana. Se la ride coach Mantarro e ne ha ben donde. In questo caso si dice che anche gli allenatori cominciano a percepire l'odore del successo. E intanto Martina Rapisarda torna in campo per un turno di battuta. Credo che sia anche questa un'atleta giovanissima, non abbiamo l'elenco completo, infatti per questo abbiamo sbagliato qualche cognome. Torna in campo Cristina Riferi. Va di nuovo in panchina la numero 13. Camilla Macedo. E vai Lea, accorciamo le distanze, rosicchiamo un punticino. 9-13. Importante cercare di restare incollati all'avversario, nella speranza che magari, e non me ne vogliano, ripeto, le ragazze etnee, ci sia anche un loro calo. Non siamo neanche fortunati questa sera, dai, non tutto gira per il verso giusto e questa è una nuova dimostrazione. C'era l'opportunità di accorciare ulteriormente e invece alla fine ci ritroviamo di nuovo -4. Brava a pescare l'incrocio, questa volta non la può. La compagine ospite. Ancora Maria Laura ancora Maria Laura in battuta. Anche questo è un sintomo di una serata un po' particolare, dai. È stata brava Sara Logerfo a recuperare il pallone, poi la rete si è opposta. Si riprende con la battuta di Silvia Belardi con B. Lardi, occhio, sul punteggio di 15-10 proprio per Zafferana, più 5 che sembra in grado di gestire proprio la compagine di coach Mantarro. Non ha gradito coach Mantarro quest'ultimo tentativo da parte delle sue ragazze, ma mi sembra di poter dire che ha poco da rimproverare. Fermo restando che è giusto che ogni allenatore chieda sempre il massimo, non si è mai contenti,
una squadra che ha messo assieme 38 punti e che sta vincendo sul parquet di una delle rivali più forti. Mi sembra che meriti solo elogi, però ciascuno il suo. Probabilmente è anche un modo per non fare abbassare la tensione, per mantenere alta la concentrazione. Peccato, Francesca ha sbagliato, ha mancato l'ennesima possibilità. Peccato, tante opportunità sprecate. Adesso ci proviamo, ma non possiamo tentare di mettere a segno la schiacciata e morale della favola. Zafferana ne approfitta, peccato, una ghiotta occasione. Sono queste le occasioni che stanno facendo la differenza, devo dire, perché dal -2 ritorni al -4 e in questo scorcio di quarto set non c'è concesso. Brava. Entra addirittura in campo il tecnico ospite, quasi a sottolineare quanto è stato importante questo punto. Peccato davvero. Due ghiottissime occasioni per accorciare le distanze e invece ci ritroviamo a -5 e l'arbitro, in effetti, il primo arbitro non ha gradito . Si allunga la forbice, adesso sono 6 punti di vantaggio della compagine ospite. La Composto, beccata in un'infrazione, non è d'accordo, ma alla fine accetta il responso. Rientra Aurora Smeraldo per la battuta. Anche lei classe 2005, quindi prossima ai 18 anni. Brava Lea, bel salvataggio. (19-13). Non riusciamo proprio a frenare la rincorsa ospite, non riusciamo a mettere assieme 2 punti che potrebbero riaprire il quarto set. In questo momento certamente Zafferana è nettamente favorita. Adesso c'è spazio anche per Giulia De Luca, numero 14, altra giovanissima in battuta.
Recuperiamo un punticino in battuta Eva Di Bert. Bello il punto conquistato dalla compagine ospite che si porta sul 20-14. Cambio palla, 15° punto per le nostre ragazze che a prescindere comunque di quello che sarà l'esito finale, a mio modesto parere meritano sempre il plauso e l'elogio per quello che hanno fatto, che stanno facendo, perché giocano contro la prima della classe e per larghi tratti se la sono giocata alla pari. Spesso il punteggio finale, diciamo, lascia ad un'analisi che non è veritiera, e invece, ripeto, a mio parere Regina se l'è giocata, ha giocato le proprie carte e dico pure che è mancato quel tantino in più che spesso fa la differenza, un paio di punti, non di più, che avrebbero potuto cambiare anche la storia di questo set. Però è lo sport, bisogna accettarlo, poi nulla pregiudica, qualsiasi risultato sarà finale non pregiudica nulla del cammino della matricola trapanese. Che giova a ricordare ha battuto Crotone, ha battuto Caltanissetta, quindi spesso le sconfitte adombrano un pochino il cammino di una squadra, di un gruppo, di una società. Io mi permetto di dire che bisogna andare a volte anche oltre. E ho sempre ritenuto, e continuo a farlo, che il risultato non deve spingere in un verso o nell'altro. Brava Tatiana, un pizzico di fortuna finalmente. Dicevo, il risultato finale non può determinare il giudizio, come spesso e magari troppo spesso accade, ma non solo nell'ambito pallavolistico, ballo nello sport in genere. Peccato, questa è una di quelle occasioni che andavano sfruttate meglio, perché da almeno 2 torniamo almeno 4. Però le ragazze hanno recuperato 2 lunghezze per tenere vivo anche il quarto set. Diciamo che questa sera Zafferana ha dimostrato i suoi numeri e quindi mettiamo merito anche all'avversario. Cristina riferi alla battuta, punteggio di 21-17, ricordo il quarto set. Dobbiamo difenderci, non abbozzare l'attacco e già questo non aiuta. Riusciamo tuttavia a portare a casa il punto numero 18. Cambio. Torna in panchina la Multisanti, al suo posto Emma Sturniolo, numero 7. Comunque non ci vuole molta scienza per capire che Zafferana sarà protagonista fino alla fine della stagione. Su questo mi sbilancio e lo dico, così come Crotone, così come ritengo anche l'Ericina e probabilmente anche Caltanissetta, insomma una bella lotta. E noi la seguiremo per quello che ci riguarda relativamente alle gare casalinghe fino al termine della stagione. Camilla Macedo in battuta.
Bel salvataggio di Eva Di Bert. E non ci voleva questa incomprensione che ci costa un punto. Peccato, peccato davvero. Rosicchiamo un punticino, 19-22. Brava Francesca, un altro 20-22. Ma bisogna lottare davvero parecchio strenuamente per portare a casa un punto. E gli applausi credo che siano meritati per tutte le protagoniste, nessuna esclusa. La rete questa volta da un lato sembrava aiutarci, in realtà non è stato così. Torna in campo Maria Laura Patti, esce Carola Compagna. 23-20. La Bilardi è il suo turno, la ricezione di Tatiana Lombardo, il pallonetto che non sorprende. Riproviamo l'attacco ancora con la Vujevic e finalmente riesce a portare a casa il punto. 21-23. Qualche sceneggiata si potrebbe anche evitare. Mi riferisco a chi dovrebbe sedere in panchina. E nella fiera delle occasioni anche questo va ad aggiungersi dal 22-23 al 21-24. Match point da parte delle nostre avversarie, che sbagliano il primo goffamente, devo dire, ma l'errore ci sta. 22-24 per restare nel match, per allungare la partita. La battuta di Francesca Campagna. 23esimo punto. Ci pensa un tantino coach Mantarro, alla fine chiede il time out.
Ancora Francesca Campagna in battuta, 23-24, tensione palpabile davvero. E alla fine riesce il colpaccio alla capolista Zafferana che chiude 25-23, ma mi permetto di dire, mai come in questa occasione, onore a coloro che lasciano il campo battute. Fino alla fine hanno cercato di contrastare l'avversario che certamente ha ribadito, ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, di non essere capolista del girone M a caso. Davvero una bella squadra, complimenti a tutte le ragazze, magari qualche sceneggiata in meno da parte della panchina si poteva, l'avremmo accettato, però fa parte del gioco, capiamo l'importanza della posta in palio. Dunque Zafferana si rilancia in classifica a 41 punti, Lericina resta quarto, quinto posto perché non sappiamo come è finita l'altra gara, ma esce a testa alta dal Palacardella. Il punteggio finale, lo ribadisco: Cosedil Zafferana 3, Ericina 1, i parziali 21-25, anzi 25-21 a questo punto, 14-25, 25-19 e 25-23, che testimoniano comunque come e quanto la squadra di Coach Allegra abbia impegnato la prima della classe. Tanti rimpianti per le occasioni sprecate, per i punti, quelli pesanti, che magari avrebbero certamente cambiato la storia di questo match, ma abbiamo vissuto una bella serata di sport ed è quello che più conta. Appuntamento al prossimo match casalingo, grazie per la cortese attenzione a tutti coloro i quali hanno seguito Procori Ericina, Cosedil Zafferana.